Oggi un incontro per fare il punto per il risanamento ambientale del sito di Tor Viscosa. Un altro luogo importante della nostra regione dove l'amministrazione regionale si è impegnata a bonificare e anche a garantire la possibilità di nuovi insediamenti industriali che in parte si stanno facendo. Ora siamo ad una svolta, è necessario che i terreni passino nella mano pubblica, ieri è scaduto il termine entro il quale si potevano portare delle manifestazioni di interesse, ci vedremo a breve con il commissario e poi davanti al Mise e al Ministero dell'Ambiente. Vogliamo andare avanti in modo veloce perché entro l'anno vogliamo sottoscrivere l'accordo di programma che dia attuazione al protocollo d'intesa. È stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda il protocollo che è stato firmato lo scorso anno a Roma e quindi fatto questo punto della situazione si sono trovate le procedure per attivarci alla soluzione dei problemi legati alle bonifiche e alle risorse che sono state messe a disposizione per le bonifiche del sito industriale Caffaro di Tor Viscosa.